Sono giorni difficili per lei. No, no, giorni difficili non lo sono per nulla. Non sono giorni difficili, No. che cosa accadrà nelle prossime ore? No, vediamo. No, pensavo, però io voglio prendere un impegno, dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso, che la politica non deve essere una lotta di potere ma una risposta a dare ai cittadini. E io voglio interpretare anche questa crisi influenza Giulia in questo modo. Dopo non so come andrà a finire, però voglio dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso e farò del mio meglio per farlo, Lei ovviamente. non ha ancora sciolto le riserve, quindi. Prego? Non può essere anche un'occasione per il... No, non c'entra, ecco, la cosa che tendo a fare, non c'entra nulla il terzo mandato su questa cosa, perché ho letto dei giornali nazionali dove mischiano le cose, il terzo mandato non c'entra nulla sul terzo mandato. Perché è nata questa crisi, ce lo vuole spiegare? Beh, è evidente, mi sembra, sono state fatte più volte delle dichiarazioni, oltretutto lontano dalla realtà rispetto all'azione di governo della regione che ha un enorme consenso fortunatamente da parte dei cittadini. Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo, ma non sono disposto a scendere ai compromessi di una vecchia politica che guarda a posizionamenti e non è disposta a dare ai cittadini. Sul terzo mandato si può fare un ragionamento, secondo lei, posto che non c'entra, l'ha specificato con la crisi, però lei in terra veneta di cui si è discusso molto. Io penso che su tutto non soltanto si possa, ma si debba fare un ragionamento, poi le conclusioni si decidono insieme, ma non esiste cosa di cui non si possa discutere. Ho capito che è interessato al Friuli-Venezia Giulia, ma ho risposto. No, Meloni domani parlerà con la Meloni di quello che sta accadendo. Viene qua a Venezia, quindi con il Presidente del Consiglio parlerò, non so di cosa parlerò perché dopo ovviamente ci confronteremo su tutto. Fuori dal Friuli sull'autonomia siamo in ritardo. Stiamo lavorando, Samirita, è diciamo una battaglia che portiamo avanti da anni. La cosa che però spero è che l'autonomia non venga mai vissuta, come purtroppo abbiamo visto fino a qualche tempo fa, come una bandiera di uno dell'altra parte. L'autonomia è l'assetto istituzionale del Paese e la domanda che dobbiamo porci non è chi gestisce il potere, se lo Stato, le regioni, i comuni o le province. La domanda che dobbiamo porci è chi meglio può svolgere un servizio a favore dei cittadini. Se lo fa lo Stato è giusto che lo faccia lo Stato, se lo fanno le regioni è giusto che lo facciano le regioni. Io delle volte però vedo un blocco e devo dire tante volte non dalla politica ma dalla burocrazia che è abituata invece a gestire pezzi di potere. Questo non è possibile perché vuol dire che le risposte non arrivano al cittadino. Grazie e buon lavoro. Anche a Meloni domani. Prego, Lo dirà anche a Meloni. ma gliel'ho detto più volte alla Presidente del Consiglio. Grazie.